Ben ritrovati dalla redazione. Un cadavere ridotto poco più di uno scheletro nel comprensorio della stazione abbandonata di Rozzol, in via di Montebello a Trieste, e la macabra scoperta fatta ieri pomeriggio verso le 15:30. I rilievi della scientifica e del medico legale si sono protratti fino a tarda sera. Il corpo era in uno stato di decomposizione molto avanzato, segno che si trovava lì da parecchio tempo, si parla di mesi. Il decesso potrebbe risalire dunque all'anno scorso. Sarà il medico legale a stabilire le cause della morte e il periodo in cui è avvenuta. È giallo anche sull'identità del deceduto e sulle circostanze della morte al momento non si esclude nulla. Un cadavere è stato recuperato anche nella zona della riserva della Cona. L'avvistamento è avvenuto lungo il canale verso la foce dell'Isonzo. A occuparsi dell'operazione di recupero del corpo sono stati i vigili del fuoco, gli operatori della Capitaneria di Porto e gli addetti di un'agenzia di onoranze funebri che hanno poi trasferito la salma all'obitorio di Monfalcone, dove è stata messa, come da prassi in queste situazioni, a disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia per le indagini del caso. È una squadra di esperienza, intendiamo integrare la tecnologia della U-Blox con i nostri prodotti di telecomunicazione. Speriamo di chiudere il passaggio di proprietà entro giugno e terremo tutto il personale assolutamente. Abbiamo bisogno di cervelli. Lo ha detto ai microfoni del TG3, della RAI del Friuli Venezia Giulia, la D di Trasna, Stephen Found, ieri giunto in visita per la prima volta allo stabilimento di Sgonico Trieste della U-Blox, da quando è stata annunciata l'intenzione di rilevare l'azienda triestina. Found ha dunque incontrato di persone dipendenti dell'U-Blox che fino a pochi giorni fa costituivano un esubero e l'azienda sembrava avviata in una crisi irreversibile. Le interlocuzioni che si stanno portando avanti con l'azienda turca Baykar interesserà in particolare il settore unmanned. Il dialogo è ancora in corso, ma i rappresentanti di Leonardo hanno ribadito che l'accordo rappresenterà un'opportunità per lo stabilimento di ronchi dei legionari. Lo ha annunciato l'assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, al termine di un incontro avuto con i rappresentanti di Leonardo, durante il quale è stato fatto il punto sulle iniziative dell'azienda, con un focus particolare sul sito in Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo variabile, in seguito nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, vento moderato da nord-est o da nord in calo rispetto al giorno precedente, ma ancora possibili raffiche sostenute a Trieste e ancora in montagna in quota. Dal pomeriggio sulla fascia orientale piogge in genere deboli, ma che coinvolgeranno in seguito e nella notte successiva anche le altre zone, quota neve sui 2000 metri circa. Temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, sulla costa fra 10 e 13, le massime in pianura fra 17 e 20, sulla costa fra 16 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.